Dove va la scuola? E questo è il titolo della trasmissione di questa sera. Buonasera a tutti. Cerchiamo di affrontare dunque la tematica della scuola vista non soltanto come edificio ma anche come luogo di aspettative dei ragazzi che la frequentano. Questa sera lo facciamo con un riferimento anche alle iscrizioni, sono da poco concluse per il prossimo anno scolastico. Lo facciamo con i nostri ospiti che saluto: Don Federico Pichetto, insegnante a Rapallo, Nicola Visconti che è il direttore dell'area formazione e lavoro del Villaggio del Ragazzo. Benvenuto. Daniela Loero, dirigente del Liceo Marconi del Pino di Chiavari, buonasera. Poi abbiamo Chiara Rosatelli, direttrice dell'Accademia del Turismo di Lavagna, benvenuta in studio, e Mauro Di Vanna, coordinatore dell'Ente Forma di Chiavari, buonasera. Buonasera. Oltre agli ospiti che ho salutato, abbiamo con noi anche il consigliere per la città metropolitana della programmazione scolastica, Roberto Cella. Buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo proprio da lei, Cella. Quali sono, allora, iniziamo proprio dalle linee della programmazione scolastica del nostro territorio per avere quindi un'idea della situazione attuale. Allora, sicuramente le modifiche rispetto al piano di dimensionamento scolastico rispetto agli anni precedenti è l'individuazione di una sede del linguistico a Chiavari. In prima fase era stata data alla memoria dei morti patria e successivamente per problemi legati alla normativa regionale è stata modificata. Dando comunque, soddisfando le esigenze dei nostri cittadini di Chiavari e del Tigullio per un linguistico che sia più facile da accedere e più veloce rispetto a un corriera più treno, soltanto magari una corriera per quelli dell'entroterra. Visto che hai anticipato subito questo tema, allora le chiedo intanto quali sono i passaggi successivi, perché manca di fatto la sede fisica. Sicuramente manca la sede fisica dal punto di vista definitivo, ci sono stati dei sopralluoghi di tecnici di città metropolitana, si sono visitati diversi edifici idonei, si è in progressione con degli enti per stringere il contratto. È stata già fatta una proposta di contratto in una posizione molto centrale a Chiavari, molto vicino alla stazione. C'è la diocesi, possiamo dire, come capofila di queste proposte? Si può dire qualche cosa di più su questo? Abbiamo fatto una proposta alla diocesi per affittare dei locali vicini alla stazione, quindi io nel frattempo ringrazio il Vescovo per la sua disponibilità, l'interessamento e aver sentito anche lui in maniera così forte l'esigenza dei ragazzi per un linguistico. Sicuramente un linguistico soddisferà le esigenze del territorio non soltanto dal punto di vista scolastico ma anche dal punto di vista lavorativo. Il Tigullio ha una vocazione turistica, sicuramente i ragazzi che usciranno da un linguistico possono accedere a possibilità di lavoro diverse sia nell'ambiente turistico ma anche all'estero e nell'ambiente turistico possono comunicare con i nostri turisti da tutto il mondo. Siete contenti delle iscrizioni che ci sono state? Siamo contenti. Partiranno indicativamente 2 classi, naturalmente i numeri che abbiamo oggi non sono definitivi perché i ragazzi possono cambiare ancora scelta. Oltre a quello, i ragazzi nei primi mesi dell'anno scolastico, quindi si parla di settembre-ottobre, in alcuni casi cambiano la loro scelta cambiando scuola e cambiando indirizzo. C'è stata la polemica che è partito, non abbiamo ancora le sedi, però mancano ancora 6 mesi all'inizio della scuola, quindi garantiamo ai ragazzi che le sedi ci saranno. Allora, siamo entrati anche un po' nel vivo delle aspettative. In questo caso c'era l'aspettativa di un liceo linguistico, quindi di questo tipo di indirizzo. Per quanto riguarda un po' in generale i dati del nostro territorio sembrano seguire quelli nazionali, quindi bene i licei, gli istituti tecnici, sul nostro territorio anche gli istituti professionali. Allora farei un rapido giro partendo da Nicola Visconti. Nel vostro caso, ad esempio, Villaggio del Ragazzo, la situazione com'è e i ragazzi appunto che cosa chiedono? Sì, diciamo che siamo in media con gli anni precedenti, di fatto, come dire, registriamo una maggiore consapevolezza da parte anche delle famiglie nelle scelte, questo sicuramente aiuta i ragazzi a fare scelte sempre più consapevoli. Certamente resta un tema sempre molto delicato che è quello dell'orientamento, perché è un tema su cui, come dire, dibattiamo anche a livello locale come elemento di riflessione, perché sicuramente ci sono ancora dei passi da fare, se ne possono fare, si può migliorare certamente anche la capacità da parte dei ragazzi di poter fare scelte
sempre più vicine ai propri talenti, alle proprie aspettative, perché poi se no si va incontro, come spesso capita, anche a degli insuccessi, e recuperare quando si arriva in secondo, in prima, diventa, in prima ancora si riesce, diciamo, ad intervenire, sulla seconda e la terza diventa sempre più complicato, quindi quando si riesce a fare un buon orientamento che il ragazzo sceglie rispetto alle proprie attitudini, ai propri talenti, sicuramente il percorso che farà sarà di grande soddisfazione per lui, lo porterà, visto che ormai anche la formazione professionale rientra a pieno titolo nel sistema di istruzione, a fare un percorso proprio legato alle proprie aspettative e attitudini. Secondo i dati nazionali, soprattutto per la Liguria, sembra che i ragazzi che hanno scelto gli istituti professionali di formazione professionale siano stati consigliati in famiglia, almeno per oltre l'80%. È cambiata un po' la concezione anche dell'istituto professionale? Sì, finalmente possiamo dire che un piccolo passo in avanti è stato fatto, quindi si è uscito un po' da quella lettura che c'era anche nel passato, per cui la formazione professionale era considerata, come dire, una scelta di serie B, tanto ha fatto la riforma sul sistema dell'istruzione e formazione professionale, perché annoverandola tra i sistemi dell'istruzione in generale e consentendo al ragazzo di conseguire la qualifica al terzo anno, ma di poter proseguire con un quarto e quinto anno, difatti, come dire, ha nelle sue possibilità quello di fare un percorso nella scuola oppure di inserirsi, come è nella tradizione della formazione professionale, a fine del terzo anno nel mondo del lavoro. Chiara Rosatelli, oggi non parliamo più di scuola alberghiera ma di Accademia del Turismo a Lavagna. Questo fa capire anche, insomma, i passi avanti che sono stati fatti per quanto riguarda questo settore che sembra andare molto forte tra i più giovani, così. Esattamente, i dati delle iscrizioni confermano il trend anche dell'anno passato, quindi noi abbiamo già la classe piena, diciamo, del primo anno che partirà a settembre 2019. Accademia del Turismo proprio perché oltre al percorso di operatore della ristorazione, quest'anno abbiamo avuto per la prima volta in aula anche un percorso di operatore della promozione e accoglienza turistica. È un percorso che si sta sviluppando in sistema duale, quindi i ragazzi già dal primo anno partiranno con un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Oltre, diciamo, alla parte che riguarda la prima formazione, poi si va a sviluppare tutta la filiera della formazione superiore e anche qui i percorsi vanno sia nell'ambito proprio della ristorazione che invece dell'accoglienza turistica più in senso lato. Se questo settore spinge molto per quanto riguarda i ragazzi, la loro preparazione è in crescita anche da parte vostra, avete, come dire, un pacchetto formativo più alto? Sì, sicuramente appunto la possibilità che si dà ai ragazzi che si iscrivono ai percorsi triennali è quella poi di proseguire in un quarto anno e poi ci sono diversi dei nostri ragazzi che accedono anche ai percorsi di formazione superiore, quindi percorsi che prevedono come requisito di iscrizione almeno o una qualifica triennale o un diploma superiore. Divanna, per l'ente forma invece qual è la situazione legata alle vostre iscrizioni? Bene, le iscrizioni naturalmente seguono un po' quelle degli anni precedenti. Bisogna dire che qualche anno fa noi avevamo il doppio degli iscritti, anche perché ormai negli ultimi anni l'iscrizione è solo online, soprattutto per quelli che hanno finito la terza media. E quindi naturalmente quello che funziona è il passaparola. I ragazzi quando vanno a lavorare, quando si realizzano, quando crescono, quando raggiungono gli obiettivi, col passaparola, con gli amici, con le famiglie, con i parenti, sono dei messaggi molto importanti per naturalmente formare un gruppo e iniziare una nuova attività. Quindi, come diceva Visconti, è un po' da rivedere questo sistema dell'orientamento, quindi anche dei consigli che vengono dati ai ragazzi? Sì, diciamo che i ragazzi non è facile orientare, bisogna dircelo chiaramente, non è facile assolutamente orientare i ragazzi. E bisognerebbe orientare anche un po' le famiglie, nel senso che quando accogliamo questi ragazzi con le famiglie li accogliamo una parte con tanti dubbi, quindi bisognerebbe che i ragazzi vedessero, provassero, assaggiassero un po' il mestiere proprio per capire quali sono i propri talenti e scegliere la strada che gli permetterà di realizzarsi. Abbiamo parlato della scuola edificio con Don Federico Picchetto, parliamo invece dei ragazzi invece come persone che chiedono al mondo della scuola qualche cosa di importante per il loro futuro. In questo senso, a suo avviso, quali sono le esigenze maggiori oggi dei giovani?
Ma io credo che noi ci troviamo di fronte ad un momento storico estremamente interessante, perché questi ragazzi si trovano in un complesso di sollecitazioni dove la scuola è chiamata non più tanto a formare, ma quanto ad ascoltare, ad intercettare e ascoltando, intercettando, tracciare dei sentieri che possono essere percorsi da tutti. Loro non chiedono di essere messi all'interno di una specie di contenitore in cui tutti sono uguali, ma chiedono sempre di più un approccio che sia individuale, che sia dedicato alla persona. Ecco, io credo che questo è il tempo della persona, è il tempo in cui ritrovare un po' il gusto dei percorsi individuali, dei percorsi che lasciano lo spazio alla crescita e alla libertà e alla creatività del singolo studente. E secondo lei la scuola oggi riesce a fare questo anche sul nostro territorio o no? C'è una spinta che secondo me proviene da molti insegnanti che lavorano tantissimo, da dirigenti impegnati su più fronti, che cercano di lavorare, c'è un modo un po' tecnico di dire, per competenze, nel senso cercando di costruire non tanto un cervello pieno, qualcuno ha detto, ma cercando di costruire delle persone che possono poi trovarsi in situazioni lavorative, di stress, di crescita, e lì possono tirar fuori quelle competenze, quelle caratteristiche atte a stare di fronte ai diversi momenti della vita e del processo lavorativo. Per questo oggi noi abbiamo bisogno di scuole che riflettano, i licei, di scuole che progettino, gli istituti tecnici e di scuole che operino nelle scuole professionali. Cioè abbiamo bisogno di un'integrazione di questi tipi di istruzione che non sono mondi che non si parlano, ma hanno bisogno di essere raccordati in un progetto per il nostro territorio che vada al di là dei campanilismi e si sappia imporre proprio per la capacità di parlare alla persona, al futuro e a una terra che è la Liguria, che ha bisogno tantissimo di essere guardata sempre di più per quello che può dare e non per quello che in qualche modo è stata o sta diventando come luogo anche un po' della terza età. Ecco, credo che i ragazzi si sentano fortemente schiacciati in queste dinamiche, in questi dinamismi e chiedano alla scuola di restituire futuro, di restituire progettualità, di restituire spirito di squadra. Oggi i ragazzi hanno una mole di lavoro elevata, anche di studio, con tanti esami, tante prove. Questo può tagliare loro un po' le gambe, anche dal punto di vista di una formazione più integrale. Noi siamo di fronte a due fatti. Il primo fatto è che la scuola oggi non è più l'unica agenzia educativa. Oggi si impara molto di più fuori da scuola che a scuola. La scuola oggi è un luogo dove si fa sintesi. La scuola è un luogo dove si portano un po' a raccolta tutte le cose che i ragazzi incontrano fuori. Dall'altro però la scuola è il luogo della prova. Essendo il luogo della prova è anche il luogo dell'ansia. È il luogo dove si rischia di vivere un momento di prestazione dove questo studente, questi ragazzi sperimentano per la prima volta la paura di non essere protetti e la paura che il voto che gli viene loro attribuito sia un voto alla loro persona. Il mio voto finisce per essere un voto al mio io. Noi abbiamo casi di ragazzi che addirittura per 50-100 giorni fanno fatica ad entrare in aula o lo fanno piangendo. E questo credo che sia una sfida enorme. Cosa vuol dire essere adulti oggi e accompagnare questi ragazzi a stare di fronte al pezzetto di vita che hanno davanti, che oggi è questo e domani sarà molto di più. Immaginiamo dunque anche l'importanza e la fatica del lavoro degli insegnanti e dei dirigenti. Daniela Loero, la scuola adesso è alle prese con diverse novità, l'alternanza scuola-lavoro, il nuovo esame di Stato. Possiamo dire quali sono le grosse novità sulle quali state lavorando e che i ragazzi stanno affrontando anche in questi giorni? Allora, si parla di cambiamenti che riguardano la scuola secondaria superiore. Allora, l'alternanza scuola-lavoro è di fatto stata cancellata in termini proprio di definizione e anche in termini di struttura. Sono diventati percorsi per l'orientamento e per le competenze trasversali. Dovranno essere emanate le linee guida adesso entro i 60 giorni dalla legge di bilancio, la 145, che è quella che ha definito questa nuova, il percorso e anche la quantità oraria.
e in base a queste linee guida riusciremo forse a capire se c'è un cambiamento, quindi una svolta a 90 gradi rispetto a questa esperienza di alternanza, o se di fatto sono cambiate le ore di appannaggio ma l'intento è lo stesso e anche gli obiettivi sono rimasti gli stessi. La diminuzione delle ore per un verso è una nota, a mio parere, assolutamente affrettata rispetto alla fatica e alla faticosità che ci è costata questo passaggio dell'alternanza negli ultimi 3 anni, vale a dire la legge 107 che l'ha istituita è del 2015, in un territorio come quello ligure organizzare in maniera massificata esperienze di alternanza non è stato per niente semplice, perché siamo una terra dove le imprese sono piccole e sono anche numericamente irrisorie, quindi cercare altri canali che comunque andassero nella direzione, canali intesi come associazione, università, biblioteche, che potessero darci la possibilità di impiegare questi ragazzi al meglio, soprattutto come orientamento per scelte future di professione e di vita. E quindi il numero delle ore, la rivisitazione delle ore, io spero che non vada a minare quello che era davvero l'obiettivo, che era proprio quello di inserirli in realtà lavorative o comunque di studio che portassero loro a capire meglio quali fossero le scelte poi da perseguire. Su quanto intende quando sia il cambiamento, questo è da vedere, ripeto, bisogna aspettare le linee guida e la legge di bilancio siglata il 31 di dicembre. Quello che è un po' così, ecco, a me piace sempre sottolineare anche qualche aspetto critico, è che questa legge prevede anche una rimodulazione del finanziamento. Allora, fate conto che a fine settembre ci è stato comunicato naturalmente dal MIUR nazionale con una nota protocollo quanto era la cifra a ciascuna scuola destinata proprio per le attività di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo fatto tutta la progettazione, un TOF rivisitato entro il 31 di ottobre con tutta una serie di filiera di progettazione. L'altro ieri abbiamo saputo, il mio liceo ma credo anche tutte le scuole a livello nazionale, che di fatto la legge di bilancio ha rivisitato naturalmente in peggio l'assegnazione del fondo, e quindi per quanto mi riguarda da 17.000 euro e rotti siamo passati a 9.500 e questo insomma è un qualcosa che può creare qualche criticità, ecco. Cella, su questo aspetto dei finanziamenti è una bella problematica. È una problematica, sicuramente una problematica nazionale, è difficile interagire, si è parlato col MIUR, abbiamo cercato di far arrivare a Roma il messaggio dove sono necessari i fondi sia per le scuole e per l'alternanza scuola-lavoro. Sicuramente l'alternanza scuola-lavoro permette ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro. Come parlavano prima, il discorso di scegliere un liceo, non sempre la scelta di un liceo è vincente. Nel nostro mondo oramai delle volte con scuole professionali, con istituti tecnici si raggiunge più facilmente un lavoro rispetto a un percorso magari più complesso che fanno altri, che va dal liceo all'università ai dottorati di ricerca e poi rimani nel limbo del contratto interinale a vita. Quindi la possibilità di scegliere anche le scuole professionali è molto importante, anche l'alternanza scuola-lavoro, dove fa conoscere ai ragazzi una possibilità di lavoro con la loro professionalità. Come si stanno trovando i ragazzi con le prove anche verso il nuovo esame di Stato? Questa è la seconda novità dell'anno e direi che hanno rotto il ghiaccio il 19 di febbraio con la prima simulazione di italiano, che di fatto era molto variegata, direi assolutamente giudicata positivamente anche da tutti i miei docenti di lettere ed era molto articolata e ricca. Quindi i ragazzi erano particolarmente soddisfatti di quanto è stato loro proposto. Adesso il 28
28 di febbraio ci sarà la prima simulazione della seconda prova, e questa davvero rappresenta una novità, perché nella maggior parte degli indirizzi è una prova che è almeno su 2 discipline. E quindi è la novità della struttura, quindi sia per il liceo classico, il latino greco, per l'indirizzo scientifico, la matematica e la fisica, ma soprattutto per esempio per l'economico-sociale, scienze umane e diritto. Quindi è un po' veramente una scommessa. E la terza diciamo, situazione che li ha messi in ansia con il cambiamento dell'esame è il colloquio. Ecco, perché anche lì ci sono delle novità pregnanti, e quindi sono ragazzi assolutamente adesso in agitazione, quantomeno in agitazione, però bisogna guidarli e tranquillizzarli. Dal suo punto di vista, Don Federico, invece a scuola i ragazzi che cosa dicono di questi cambiamenti, di queste novità? Sì, c'è un po' di panico, nel senso che, come dire, tutto quello che è nuovo si potrebbe assolutamente valorizzare nella misura in cui venisse sottoposto con tempistiche intelligenti. Cambiare l'esame di maturità e la sua formula di attuazione a gennaio per chi fa la maturità a giugno, proponendo una modalità di lavoro sulle 3 prove profondamente diversa rispetto a quella per cui ci si è preparati gli anni precedenti, non solo mette in difficoltà gli studenti, ma mette un po' gli insegnanti anche un po' con le spalle al muro, che devono revisionare tutti i loro programmi a questo punto dell'anno, in un momento in cui in qualche modo si andava per tirare le somme in vista di un orale, di uno scritto, di 2 scritti, 3 scritti, eccetera, eccetera. Adesso ci si trova completamente spaesati. Ci sono diverse iniziative pregevoli da parte dell'USR, da parte degli elettori del territorio, per provare un po' a coordinare il tutto, però quando le cose vanno chiamate col loro nome, in questo caso vanno chiamate pasticcio. Questo per quanto riguarda le tempistiche, sui contenuti, cioè sul cambiamento in sé, invece secondo lei ci sta o complica ancora l'esame? No, allora il cambiamento in sé, ovviamente questa è un'opinione soggettiva, certo, è un cambiamento anche apprezzabile, nel senso che nella misura in cui si punta di più nella produzione scritta alla capacità di argomentare, nella seconda produzione scritta alla capacità di avere un'interdisciplinarietà che garantisca il fatto di aver scelto un indirizzo non soltanto per quanto riguarda le capacità cognitive, ma anche per le capacità di relazionare i vari contenuti. E quando si arriva ad un orale dove ci si chiede non più di lavorare per discipline, ma di lavorare per temi, a partire da una suggestione, a partire quindi da qualcosa che viene poi aperta a una discussione più ampia, credo che sia una maturità da adulti. Certo, andava, come dire, progettata per chi comincia la classe terza, non certamente per chi tra 4 mesi vuole concludere il suo percorso di studio, ed è stato preparata a fare un tema di 5 tipi, una seconda prova monodisciplinare e una terza prova con 4 discipline, un colloquio con 6 materie. Cioè ci troviamo proprio di fronte a delle persone che si sono messe il giubbotto e hanno scoperto che è estate. Lo ero? Cosa ne pensa? Vedo. Ma io dico questo, che siamo un paese dove abbiamo il vezzo che ad ogni cambio di compagine politica dobbiamo giocoforza fare qualche cambiamento sulla scuola. È come se ciascun ministro avesse così la velleità di lasciare una cifra sull'esame, e quindi negli anni, se voi tornate indietro a ritroso negli ultimi 30 anni, andrete a scoprire che ognuno dei ministri che è passato su Roma e sulla poltrona del MIUR, che prima era Ministero della Pubblica Istruzione, ha lasciato il segno. E questo purtroppo sì, io sono d'accordo con Don Federico, a scapito proprio a volte delle tempistiche. La scuola è un ambiente che deve sedimentare i cambiamenti. Non è facile, perché prima di tutto è il corpo docente che deve capire, interpretare e poi vedere come ritoccare il passo per fare le proposte agli studenti. Quindi i tempi lunghi non sono inefficienza, sono i tempi di una corretta
rimodulazione di quello che sono le proposte proprio formative da passare. Ecco perché sarebbe necessario che questo vezzo cadesse una volta per tutte. Certo. Torniamo sul professionale con Chiara Rosatelli. Dicevamo allora la cucina in questo momento, nel vostro caso come Accademia del Turismo, va molto forte, e mi colpiva anche il fatto che ci sono delle iscrizioni aperte per un corso per camerieri per adulti. Perché si vuol puntare anche su questo tipo, diciamo, di formazione? Oggi si parla solo, almeno guardando i canali di cucina, di chef, invece anche il cameriere è importante. Infatti ci sono, ecco, questi aspetti di novità nei vostri corsi. Come mai? Sì, quest'anno abbiamo deciso appunto di partecipare al bando regionale sul turismo, per cui abbiamo avuto assegnato un percorso per cameriere. Il cameriere è una figura fondamentale. Io dico sempre ai ragazzi della prima formazione che poi è colui il quale vende la cucina. Un ristorante può avere uno chef stellato, bravissimo, ma se poi il cameriere non sa presentare il prodotto, raccontare il piatto, come è composto, quali sono i prodotti che si utilizzano, abbinare un buon vino, anche la cucina perde di importanza. Quindi, oltre appunto al percorso di cucina, al percorso di barman, abbiamo deciso di attivare un percorso di cameriere anche nella formazione superiore, che era una figura che da un po' di anni non veniva proposta. E le iscrizioni appunto sono aperte fino al 15 di marzo, poi ci sarà una selezione e la classe sarà formata da 15 partecipanti. In questo senso oggi appunto un cameriere oppure un cuoco si possono trovare di fronte a tante esigenze da parte del cliente e della persona, e in questo senso quali sono gli aspetti sui quali puntate anche come diversificazione appunto dell'offerta? Ma allora, quando abbiamo deciso di progettare appunto questi percorsi, ovviamente abbiamo avuto un'interlocuzione primaria con le aziende, che poi sono quelle che si sono impegnate all'assunzione delle persone in uscita dai percorsi, e uno degli aspetti che ci hanno sollecitati non era solamente su una formazione professionale legata quindi alla preparazione del piatto, piuttosto che alla conoscenza dei vari servizi, ma anche a un'accoglienza rivolta al cliente, visto nelle diverse provenienze, nelle diverse esigenze anche legate ad aspetti multiculturali, e soprattutto a una conoscenza delle lingue che non può essere assolutamente sottovalutata nel nostro territorio. E come attività, oltre che formativa, diciamo, nei vostri laboratori, anche esterna, che cosa proponete? Ma sicuramente l'evoluzione dell'Accademia del Turismo ha dato forza e vigore proprio al rapporto con le aziende, a un rapporto che parte dalla prima formazione, quindi dagli stage, passando all'alternanza, e quindi anche a una programmazione proprio di quello che è l'attività del ragazzo che poi svolge all'interno dell'azienda stessa, ma soprattutto a tanti appuntamenti che partono proprio anche dall'orientamento, coinvolgendo le aziende fino ad arrivare agli inserimenti lavorativi, che devo dire la verità in questo settore insomma probabilmente sono anche quelli che stanno incentivando molti ragazzi a iscriversi a percorsi rivolti al turismo. Ecco, una formazione più integrale, sicuramente più importante anche per quanto riguarda scambi culturali, viaggi e così via. Mi veniva in mente ad esempio l'Ente Forma. I ragazzi a febbraio hanno fatto un'esperienza, diciamo, di rapporto anche con le aziende in Irlanda, se non sbaglio. Com'è andata? Sono appena tornati, sabato sono tornati da questo internazionale, e diciamo che l'effetto è stato enormemente positivo. Abbiamo visto i ragazzi con molto entusiasmo, ci hanno raccontato la loro esperienza, sono cresciuti e soprattutto hanno trasmesso e stanno trasmettendo quello che hanno provato in Irlanda, cioè quello che hanno imparato, quello che hanno visto, perché là hanno fatto dei corsi di lingua inglese e hanno visto delle aziende del settore del risparmio energetico, termoidraulico, e hanno quindi visto l'innovazione tecnica. Noi abbiamo sempre pensato che i ragazzi bisogna che vivino sul campo le attività, e quindi questa è stata un'esperienza che ha permesso appunto di crescere a tutti i livelli questi ragazzi. Abbiamo fatto già dei viaggi l'anno scorso sempre in Irlanda e qualche anno fa in Inghilterra, e i risultati sono stati veramente positivi, perché noi pensiamo che i ragazzi devono essere protagonisti delle attività, è così che imparano veramente.
Avete dei dati per quanto riguarda anche il fatto, cioè i ragazzi escono dalla vostra scuola, la percentuale di chi trova lavoro oppure no? Sì, noi siamo, i numeri come successo formativo sono oltre il 90%, quindi una buona parte si inserisce in azienda e una parte continua frequentando il quarto anno. Alcuni addirittura fanno il passaggio al quinto anno e altri riescono anche a laurearsi. Noi di questo siamo veramente orgogliosi. E naturalmente questi ragazzi, questa filiera che si sta creando è stata rafforzata, bisogna dirlo, col sistema duale, ne ha parlato la collega poco fa, perché il sistema duale permette di ridurre l'abbandono, bisogna dirlo. Sono dei corsi abbastanza difficili, ma che permettono per esempio di acquisire o una qualifica o un diploma con un contratto di apprendistato, per esempio, oppure con un'alternanza rafforzata. Sono percorsi faticosi che permettono appunto, lo ripeto, di ridurre la dispersione. Anche per il villaggio del ragazzo, Visconti, le vostre percentuali quali sono? Sì, sono in media, come diceva prima il collega, siamo intorno all'85%, mediamente diciamo un 50% rispetto all'inserimento lavorativo diretto e un 35% per quanto riguarda poi la prosecuzione, quindi sommando i due fattori si arriva ad un 85%. La cosa da sottolineare è questa, che sicuramente quando si costruisce un buon progetto di vita sul ragazzo i successi arrivano. Quindi è un successo se terminata la qualifica vanno a lavorare, è un successo se proseguono, perché hanno trovato, come dire, il loro percorso ideale e quindi possiamo leggere il successo in due direzioni, sia nella prosecuzione del percorso scolastico ma anche nel conseguimento della qualifica triennale e poi nell'inserimento lavorativo. C'è una domanda da casa che le rivolgo, ci scrivono da Genova: che cosa si può fare contro l'abbandono scolastico? Il tema anche che stava toccando il collega dell'Ente Forma. Ha avuto senso abolire le scuole magistrali? Al di là di questo, appunto, sulla dispersione, la domanda, sì, allora, qualcosa è stato fatto, si sta facendo, direi anche di importante, perché con il sistema del duale, che è sperimentale, è possibile per ragazzi che hanno compiuto 15 anni fare un percorso sempre nell'ambito dei percorsi triennali, però con un'esperienza rinforzata, come è stato detto prima, proprio di 400 ore nel mondo del lavoro. Questo consente anche di migliorare l'approccio, che diceva prima Don Federico, di un percorso individualizzato, quindi consente al ragazzo che magari ha faticato nel percorso di scuola tradizionale di trovare, attraverso un'esperienza ancora più significativa all'interno dell'azienda, come dire, una modalità di apprendimento e di percorso che lo aiuta a superare magari un approccio un pochino più tradizionale. Sono percorsi che sono partiti appunto quest'anno come sperimentali, si possono realizzare appunto o all'interno di un contratto di apprendistato di primo livello oppure con un percorso di alternanza rinforzata, che sono 400 ore. Dal punto di vista degli spazi, invece, parlando di edilizia scolastica, voi come professionali in che situazione vi trovate, che esigenze avete? Da questo punto di vista forse siamo un pochino più fortunati, perché oltre ad avere la finisco il giro, infatti, disponibilità di locali in termini come aule, abbiamo anche, che è poi uno degli elementi caratterizzanti della formazione professionale, tanti laboratori attrezzati, che sicuramente forse ecco, l'unico problema reale è quello di poterli mantenere in termini di adeguatezza rispetto all'innovazione, perché sicuramente se da una parte non ci sono problemi di spazio, sicuramente l'innovazione rappresenta una sfida ed è giusto e corretto, soprattutto nei confronti dei ragazzi, dargli sempre, come dire, gli strumenti e quelle competenze che sono, come dire, necessarie, e soprattutto nella formazione professionale sono indispensabili, soprattutto perché si lavora direttamente, diciamo, non in un ambiente simulato ma in un ambiente reale, perché questo è un altro elemento importante. All'Accademia del Turismo invece com'è la situazione, che esigenze avete?
Sicuramente l'aspetto dei laboratori è un aspetto fondamentale, come diceva il collega, riuscire a mantenere dei laboratori sempre efficienti e al passo anche con quelle che sono le attrezzature che poi i ragazzi troveranno nel nostro caso nelle strutture alberghiere, quindi per noi è fondamentale riuscire proprio a avere sempre una buona manutenzione. Sicuramente uno dei prossimi obiettivi dell'Accademia del Turismo, appunto, che è stato presentato quando è nata, diciamo, ufficialmente l'Accademia, è stato proprio quello di una ristrutturazione in parte dei nostri spazi, perché noi abbiamo una cucina che è stata, grazie a un finanziamento provincia di Genova e città metropolitana, 3 anni fa ristrutturata. Adesso abbiamo bisogno invece di ristrutturare anche gli ambienti del bar e della sala. Attendete anche le lezioni a lavagna, anche questo può dare una spinta all'Accademia oppure no? Cioè, comunque si aspetta anche questo in città? Beh, certo, sicuramente il tema delle lezioni a lavagna è un tema importante. L'Accademia del Turismo è radicata nel comune di Lavagna e nel territorio, quindi sicuramente noi staremo a guardare quello che succederà, augurandoci di collaborare sempre come nel passato con tutte le manifestazioni e gli eventi che hanno coinvolto la scuola nell'ambito appunto delle attività turistiche della città. Situazione e strutture invece all'ente forma? No, soprattutto attrezzatura, come diceva il collega, perché naturalmente negli ultimi anni le risorse finanziarie sono diminuite, no? Stiamo parlando del circa 30% in meno rispetto a qualche anno fa, e quindi noi abbiamo cercato di compensare anche con il costante rapporto che abbiamo con le grandi aziende del settore termoidraulico, dalla Geberit alla Valsir alla Baxi, in modo tale da avere anche a disposizione del materiale per l'esercitazione dei ragazzi. Il materiale del corso professionale che noi facciamo del termoidraulico sono materiali costosi, ecco, per questo è importante poi stare coi tempi e avere questi rapporti. Noi facciamo tante visite guidate in queste aziende e naturalmente anche tante testimonianze proprio di tecnici esperti proprio per stare al passo con l'innovazione tecnologica. Daniela Loero, invece, dal vostro punto di vista, anche come rete territoriale, che esigenze ci sono, che problematiche ci sono per quanto riguarda gli spazi, le aule? Allora, forse il comune che è più direi in difficoltà con gli spazi, ma soprattutto per la secondaria superiore, ma credo anche col primo ciclo, è proprio Chiavari, città degli studi, quindi qui c'è un addensamento di studenti provenienti dal Tigullio e per alcuni indirizzi addirittura anche Golfo Paradiso, perché si va da Spezia a Genova, e quindi la necessità degli spazi scolastici sicuramente è una problematica che negli anni abbiamo vissuto e continuiamo in parte a vivere. Sta di fatto che sicuramente c'è da parte nostra, anche come scuole, la difficoltà di collaborare tra di noi e anche di condividere, e quindi il problema è presente, e io spero che poi col tempo riescano a trovare delle soluzioni che vadano incontro a tutte le esigenze. Questo è un auspicio che vado a fare sicuramente. Nel concreto che cosa manca quando parla di spazi? Sicuramente per quanto mi riguarda direttamente, io sono già da alcuni anni sempre alla richiesta, che peraltro è sempre stata soddisfatta, quindi di aule, perché sono in crescita. Sì, è vero che si demonizza spesso la scelta liceale come scelta assolutamente preferenziale, però sta di fatto che forse anche la povertà dal punto di vista dell'impresa, di cui la Liguria ha come cifra significativa, fa sì che molti delle famiglie facciano e optino per questa scelta. Quindi anche per quest'anno prevedo un aumento delle classi, e quindi già ho fatto una richiesta alla città metropolitana di poter avere delle aule in più, proprio per non andare a sacrificare quelle che sono i laboratori e le aule speciali, perché altrimenti questo ovviamente sarebbe a detrimento dell'innovazione didattica e della possibilità anche di una certa versatilità, e quindi ecco perché sono intoccabili determinati ambienti. E mi auguro e spero che davvero riescano a ottemperare alla richiesta che ho presentato.
devo dire che negli anni questo è successo. Quello che dispiace è a volte la necessità di dover proprio spacchettare la scuola in vari edifici, quindi la possibilità per i ragazzi di non poter interagire, e sarebbe importantissimo invece che questo succedesse, e io cerco di farlo mescolando un po' i vari indirizzi, ma non è sempre facile. E poi quello che manca è uno spazio, un'aula magna. Cioè io non ho un locale dove possa riunire 100 persone. Allora per una scuola che viaggia sui 1400 ragazzi, non avere uno spazio da 100 persone è comunque una grossa pecca. Certo. Proviamo a rivolgere il tema allora a Roberto Cella, che ha la programmazione edilizia, ma insomma anche l'edilizia della scuola. Allora, cosa si può fare? Dal punto di vista per l'anno prossimo le 2 aule ci sono e sicuramente, quindi la professoressa Loreo non deve avere nessuna paura, già non aveva nessuna paura. Sicuramente Chiavari è stata lasciata un po' nel limbo, gli spazi che c'erano sono sempre stati lasciati uguali, alcuni spazi non sono gli ideali perché sono edifici vecchi. Si è già iniziato a parlare col Comune di Chiavari se fosse possibile riorganizzare e anche creare un campus universitario, una struttura dove tutti i ragazzi potessero andare. Questa struttura, dal geometri alla ragioneria al liceo, un campus. Naturalmente gli spazi su Chiavari sono veramente risicati, perché abbiamo scoperto col linguistico che gli spazi così a disposizione al di fuori di quelli già locati o già di proprietà di città metropolitana non sono così tanti. Abbiamo trattative per edifici anche cielo-terra, i quali se andassero a buon fine potrebbe essere interessante anche per la riolocalizzazione di tutte le scuole, perché gli spazi ci sono anche oggi e ci sono anche spazi inutilizzati oggi che alcune scuole non vogliono cedere per campanilismo tante volte, perché gli spazi inutilizzati ci sono, però magari sono all'ultimo piano e quindi non è possibile spostare i ragazzi, non è possibile spostare i laboratori, e quindi una riorganizzazione completa degli spazi di Chiavari potrebbe essere molto interessante, soprattutto per i ragazzi che magari potrebbero anche fare avere dei servizi migliori anche dal punto di vista dei trasporti, se riuscissimo a localizzare tutti in un unico sito e così via. Questo però è un cammino che può succedere in quanto tempo? È un cammino che ha visione decennale o forse anche di più, quindi però bisogna buttare la pietra nello stagno, perché se nessuno inizia e pensiamo alle prossime elezioni non serve a nulla. Poi mi diceva Loreo, effettivamente spesso si parla di Chiavari come polo scolastico, invece c'è molto da fare forse. Allora, Chiavari ha una vocazione di capitale del Tiguglio, chiamiamola così, con l'idea di fare la provincia di Chiavari, eccetera. Ha sempre avuto una posizione centrale e facilmente raggiungibile da tutte le vallate, da Varese Ligure, che rimane fuori provincia, però comunque gira su Chiavari, ha alcune zone dello Spezzino, fino a Recco, quindi ha una vocazione sicuramente di polo scolastico del territorio. Quindi bisognerebbe riuscire a trovare delle soluzioni per migliorare questa sua vocazione. Abbiamo parlato di tanti istituti e mi viene in mente anche il Marsano, se ne ha parlato nei mesi scorsi, lei ha fatto anche un sopralluogo, sono i numeri per il futuro di questa scuola? Allora, abbiamo fatto diversi sopralluoghi al Marsano. Il Marsano sicuramente ha una vocazione dal punto di vista lavorativo per i ragazzi molto buona, nel senso che i ragazzi usciti dal Marsano trovano facilmente lavoro. È difficile far capire alle famiglie che non è più come prima, dove esci dall'università e sei nel mondo del lavoro, esci da un professionale e non sei nel mondo del lavoro. In realtà è più facile entrare nel mondo del lavoro con un professionale. C'è richiesta dal punto di vista dell'agrario. Quest'anno finalmente abbiamo di nuovo la prima classe, dovremmo avere 16 iscritti e quindi avere di nuovo la prima classe. Le iscrizioni sono ancora, tra virgolette, aperte. Chi vuole cambiare indirizzo perché magari non ha scelto il Marsano, perché pensava che non ci fosse la classe,
ora sa che c'è la classe e può ancora cambiare indirizzo. Facciamo un rapido giro conclusivo, tornando a parlare dei ragazzi. Abbiamo parlato tanto delle famiglie che come dire, la loro importanza è quella di orientare i giovani e i loro figli verso la loro scelta futura. Don Federico Picchetto, quanto però certe situazioni familiari incidono anche sul comportamento e sul rendimento anche scolastico dei ragazzi? Quanto è importante anche la loro responsabilità? Ma io credo che sulle famiglie si riversi grande responsabilità e grandi attese anche al di là di quelle che poi sono le effettive conseguenze, nel senso che nessuno insegna ad un genitore a fare il genitore e questo è un dato con cui dobbiamo scontrarci tutti i giorni. Noi non possiamo mai pensare di rivolgerci ad un adulto proponendogli uno standard da adulto. Un adulto ha una sua storia, un adulto ha un suo percorso, un adulto cerca di fare il meglio per le persone che gli sono affidate e dentro questo percorso credo che l'adulto abbia la necessità di non sentirsi solo. Ecco, io credo che oggi la sfida proprio per le scuole sia quella di sempre di più apparire come degli interlocutori. Si parlava un tempo, un termine un po' desueto oggi, ma che lo ritirerei fuori, di alleanza educativa, no? C'è bisogno di un'alleanza educativa con le società sportive, con chi fa famiglia, con chi è a scuola, con le associazioni di volontariato del terzo settore, con le parrocchie, con gli enti di formazione. Io credo che oggi quello che manca al nostro territorio sia un patto per il futuro, fatto non da chi parla del futuro, ma da chi tutti i giorni lo costruisce. Credo che la più grande iniziativa che si potrebbe fare sul nostro territorio è mettere insieme un tavolo di persone che cominciano a parlare di un sistema integrato di educazione e formazione e di supporto alle famiglie. Lei che si confronta tutti i giorni con i ragazzi, finito questo percorso, questo cammino all'interno della scuola, che prospettive si aprono per loro? Adesso al di là poi di quelle lavorative, però preferiscono andare all'università, vogliono andare all'estero, non vogliono più studiare, che clima c'è secondo lei? Beh, ci sono tre fattori. Il primo fattore è tanto quando finiscono le scuole superiori c'è la nostalgia subito. Perché si rendono conto che escono fuori da una comfort zone, cioè a scuola si sta bene, a scuola per 5 anni non ci vuoi andare, però in realtà ti piace e ci stai bene quando non c'è più paracadute. Dall'altro lato c'è il tema di come scelgo il mio futuro, lo scelgo in base a quello che mi porterà a fare il lavoro più redditizio o scelgo in base al fatto che voglio essere felice. Quindi il tema del progetto di vita, che non è di poco conto. E poi c'è il terzo tema, che è dove scelgo il mio futuro. Oggi facciamo delle rilevazioni costanti da questo punto di vista all'interno della nostra scuola e oggi più del 50% dei nostri studenti vuole andare a studiare all'estero, no? Un po' come mito dell'estero, ma un po' perché hanno paura di sentirsi poi fuori dal sistema. C'è un po' l'idea che il nostro paese stia perdendo dei treni, stia perdendo delle possibilità, che sia più bello essere giovani, più bello essere adulti altrove. Ecco, che nella terra della bellezza non sia bello vivere, credo che sia una domanda interessante e importante che richiama anche le considerazioni che facevo su un patto educativo, formativo e di supporto che oggi abbiamo bisogno proprio per diventare sempre di più degli adulti e degli interlocutori con un desiderio che è il desiderio di bene, di vero e di giusto che c'è nel cuore di questi ragazzi e che tante volte hanno paura che questo non si possa realizzare qui nella loro terra. Ecco, il presidente della CEI, il Cardinal Bassetti, ha detto che la sfida per il mondo della scuola è quella di tornare a far sognare gli studenti come in una sorta di primavera della scuola. Come si può realizzare questo? Sul nostro territorio si sta facendo un pochino oppure no? Io credo di sì, io credo che ci siano tante buone energie, tante piccole cose che non vengono raccontate, tante storie importanti. Io credo che un ragazzo torna a sognare se l'adulto torna a sognare. Nel momento in cui un adulto comincia ad andare a scuola contento, ad andare a scuola per sé, ad andare a scuola perché trova nella scuola qualcosa che lo rende felice, credo che immediatamente trasmette quella passione,
quella promessa che è la vita è una promessa di bene e tutte le volte che un adulto vive un bene trasmette proprio questa idea della promessa, questo sentimento della promessa. Io questo aspetto lo ricordavo perché di recente c'è stato l'incontro come rete Merani con il vescovo diocesano e proprio lei, dottoressa Loero, aveva detto che c'è una povertà di speranza negli studenti. È davvero così? Come si manifesta questo? Allora, io ho portato proprio al Vescovo la mia esperienza di tanti anni di Presidente di Commissione di Esami di Stato e ho visto proprio lo scenario cambiare. Fino a, dicevo, 10 anni fa i ragazzi arrivavano all'esame di Stato e una volta che avevano superato il colloquio io avevo l'abitudine, ho sempre mantenuto questa abitudine di chiedere loro qual era il loro progetto, il sogno nel cassetto. E fino a 10 anni fa devo dire che trovavo sempre dei maturandi con le idee chiare, che avevano già fatto delle scelte, che avevano già un indirizzo ben preciso e quindi sicuramente avevano maturato e avevano già pensato almeno idealmente il loro futuro. Poi via via negli anni ho trovato intanto come dire, una maggiore confusione perché ma potrei fare questo, quest'altro, quindi già sul ventaglio, quindi persone che dovevano ancora pensare, ma quest'estate penserò, vedrò, sentirò, quindi avevano procrastinato la scelta. E poi la cosa che mi ha fatto maggiore tristezza, e quindi riprendo il discorso di Don Federico, è in questi ultimi anni sentire proprio la via della fuga, cioè la scelta della fuga, il andare a fare esperienze di università all'estero o comunque per le lingue, ma comunque varcare i confini del nostro paese. E secondo me è già grave il fatto di varcare i confini della Liguria. Ecco perché vorrei che negli anni si potesse davvero anche compattare una alleanza con l'Università di Genova, perché l'Università di Genova ha una tradizione che è tra le migliori d'Italia per tantissimi dipartimenti e tantissime facoltà e quindi il mantenere forte questo presidio e quindi fare in modo che i nostri ragazzi, una volta laureati, possano rimanere sul territorio perché studiando sul territorio hanno avuto modo di conoscerne quello che sono la potenzialità del territorio, ma anche gli sbocchi lavorativi, la possibilità di creare lavoro, perché è questo quello che li aspetta. Oggi ci sono dei lavori di cui non conosciamo nulla e che ci saranno fra 10 anni, quindi mettere in gioco la loro creatività su un territorio che devono prima di tutto scoprire e non fuggire. E è questo che il mondo degli adulti, ma a cominciare dall'agenzia educativa scuola, deve recuperare, quello della fiducia, nel fare nuovamente in questi ragazzi iniezioni di fiducia. E i primi ad essere fiduciosi dobbiamo essere noi adulti, assolutamente. Dobbiamo passare il messaggio che c'è sempre una via da percorrere, bisogna solo saperla trovare. La fuga non serve a nulla, serve solo a sminuire la stima di sé, niente di più. In questo senso la speranza nei professionali come viene portata avanti, ad esempio al villaggio Visconti? Anche qualche esempio concreto delle attività che fate? Ma come diceva prima Don Federico, poi ci sono esperienze di bene che forse non vengono nemmeno, come dire, forse colte fino in fondo, perché comunque abbiamo, oltre alle difficoltà, anche però tanti bei risultati di vita. Quindi questo è quello che sicuramente incoraggia anche per emulazione i ragazzi che poi, vedendo anche i successi che vengono raggiunti dagli altri ragazzi, sicuramente sono per loro uno stimolo. Certamente la sfida che è stata detta prima di un patto educativo comunitario è sicuramente più che mai attuale, soprattutto in un periodo come questo dove c'è, come dire, una sorta di dematerializzazione e di incertezza rispetto a quello che può essere il futuro. Concordo nel fatto di dire che deve partire da noi l'idea di speranza, perché è difficile, come dire, trasmettere una speranza se poi, come dire, non la si vive anche nella quotidianità. Seppure, come dire, senza illusioni, perché come diciamo anche ai nostri ragazzi ci vuole anche tanta consapevolezza, però le strade da percorrere in termini di anche
realizzazione di sé ci sono, e come da un punto di vista della formazione professionale, che tocchiamo con mano anche tante fragilità a livello anche familiare, vediamo come poi nel corso del tempo da fragilità nascono proprio dei fiori, e questo è quello che poi ci incoraggia ogni giorno ad andare avanti anche su questo percorso. Proprio la stessa domanda anche per gli altri istituti, per l'Accademia del Turismo, ad esempio, che esempi ci sono? Ma noi in questo momento stiamo vivendo un progetto sperimentale per noi, perché quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avviare un percorso al quale stanno partecipando ragazzi che erano in dispersione scolastica, che quindi non erano 2, 3, addirittura 4 anni da cui erano fuoriusciti dalla scuola, e grazie a un percorso proprio di alternanza rafforzata nell'ambito di un'annualità potranno recuperare un percorso triennale. E effettivamente la cosa che ha colpito nel primo collegio avuto con tutti i formatori è stata proprio questa, cioè ragazzi sicuramente in gamba, ma con molta demotivazione, e che sicuramente adesso la volontà di iscriversi a questo percorso è proprio perché hanno bisogno di a questo punto concretizzare, trovare, diciamo, un punto di svolta nel loro percorso, e questo sicuramente è stato un momento anche di riflessione per tutti noi. L'aspetto appunto nella formazione professionale grazie al quale noi poi vediamo, diciamo, la svolta di tanti è proprio quando i ragazzi dopo un periodo di laboratorio iniziano ad andare in stage, in alternanza, e allora vediamo che si riesce ad aiutarli a costruire un percorso, e nell'ambito di questo percorso anche loro vedono effettivamente dove potrebbe essere il loro punto d'arrivo. Ivan, anche il vostro istituto come dà ascolto ai ragazzi? Certamente dobbiamo dire, io ho più di 30 anni che lavoro in questo ente di formazione, e quindi posso dire che da quando sono all'ente, ma da quando praticamente facciamo questi corsi, no? Sto parlando del settore termoidraulico, più di 80 aziende si sono create proprio dai nostri corsi di formazione. Questi sono fatti, queste sono cose che ci danno veramente soddisfazione e ci permettono di andare avanti, cioè di dare il massimo affinché ci sia veramente una crescita integrale della persona, perché i ragazzi vanno accompagnati nel percorso, nella strada, vanno sostenuti nei momenti di difficoltà, e se si dà autostima, come diceva, no, la preside, se si dà fiducia, loro rispondono positivamente, quindi noi siamo soddisfatti di questi risultati, non solo di questi, anche del fatto che per esempio qualche anno fa è stata creata nella sede dell'ente l'AFIZ, che è l'Associazione Formazione Idraulici del Tigullio, che fa formazione, fa aggiornamento, accoglie anche una parte dei ragazzi in stage, e quindi ci dà la possibilità di proseguire questo percorso, perché per noi è molto importante, perché facciamo sì che la persona si realizzi. Visto che stiamo parlando delle cose belle che arrivano dal mondo della scuola, mi piaceva citare l'Italian Teacher Award che Don Federico Pichetto ha ricevuto a gennaio, se non sbaglio, a Roma, per un progetto che viene portato avanti all'interno della sua scuola, il progetto Sharing. Ce ne vuoi parlare? Ma sì, diciamo che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, nel senso che noi stiamo lavorando a scuola da 4 anni per poter cambiare quella che è la dinamica tradizionale del giornalino scolastico, trasformandolo in un blog di notizie, dove l'idea non è creare dei giornalisti o dei probabili venditori di news, ma l'idea è quella di insegnare a loro un'arte che è l'arte di raccontare, di raccontarsi, e quindi di imparare i legami, i nodi che ci sono nella realtà e dentro di noi, imparando che più noi guardiamo noi stessi, più noi comprendiamo quello che c'è fuori, perché quello che c'è fuori non risponde a delle logiche tanto diverse da quello che c'è dentro di noi. C'è molta più filosofia dentro il cuore dell'uomo che in tutto il cielo, e quindi l'idea del premio
che ci è stato attribuito in maniera anche così appunto improvvisa, ha voluto valorizzare il fatto che questi ragazzi dal nulla abbiano creato un blog che oggi ha quotidianamente circa 20-30 mila persone che interagiscono con questa realtà, che hanno imparato a muoversi sulle piattaforme social, che hanno imparato una consapevolezza critica di quello che succede e che quindi sviluppano quello che è la caratteristica eminente della formazione liceale, quella della consapevolezza critica e culturale di se stessi all'interno di quella che è la cifra, che anche poi è la caratteristica della scuola italiana, cioè il gruppo, la classe. Non dimentichiamoci che noi abbiamo questa forza per cui i nostri ragazzi non studiano da soli, ma studiano dentro una relazione, dentro un rapporto. Questo premio è sicuramente un momento di grande, come dire, simpatia per quello che è stato fatto, e l'idea proprio di poterlo fare. A me piacerebbe tanto che questa piattaforma di condivisione diventasse una casa dove tutte le scuole possono condividere, possono lavorare e trovare il loro spazio di espressività e di autonomia. Comunque un premio che non si ferma lì, perché è in programma un viaggio negli Stati Uniti che ti vedrà coinvolto. Sì, il premio consiste proprio in questa possibilità di andare a vedere pratiche innovative nelle scuole di New York, pratiche inclusive e innovative, dove questi due termini vanno molto ben precisati, perché inclusivo oggi vuol dire dare la possibilità a qualunque persona di fare un percorso, e innovativo non vuol dire avere schifo per quello che c'era prima. Innovativo vuol dire avere occhi nuovi per guardare quello che c'è sempre stato, quindi andremo a vedere queste realtà che appartengono un po' al sogno americano, che sono uno dei tanti modelli possibili, ben consapevoli che la nostra capacità come italiani di rielaborare il bene e il bello è senza dubbio quella marcia in più che nessuna tecnica alla fine può sostituire. Bene, grazie anche per questa testimonianza. Un'ultima domanda tecnica, Roberto Cella, così ci salutiamo. C'è anche la questione delle succursali, soprattutto nell'entroterra. Allora volevo sapere da questo punto di vista com'è la situazione. Le succursali non hanno raggiunto il numero di iscritti che era previsto come minimo per aprire succursali nell'entroterra, cosiddette scuole di vallata. Il codice di iscrizione rimane aperto e quindi è ancora possibile iscriversi per l'anno prossimo, quindi inizieremo adesso a fare un lavoro per gli anni successivi, perché i ragazzi potrebbero anche scegliere questo tipo di scuola anche soltanto per i primi 2 anni e poi cambiare indirizzo con un piccolo esame integrativo. L'altra cosa che voglio dire è che bisognerebbe cambiare mentalità. Noi dobbiamo cambiare mentalità, iniziare a vedere il futuro. I ragazzi devono iniziare a pensare che possono migliorare la loro vita, quindi acquisire, come era negli anni 70, 80, un miglior stato di benessere biopsicofisico, quindi migliorare la propria vita. Una volta i nostri genitori pensavano studiamo, lavoriamo per migliorare le cose. Dobbiamo iniziare a pensare che c'è una possibilità per l'Italia e non soltanto scappare. Va bene, grazie allora a Roberto Cella, consigliere della città metropolitana, per essere stato con noi. E saluto e ringrazio i miei ospiti, Mauro Di Vanna, Chiara Rosatelli, Daniela Loero, Nicola Visconti e Don Federico Pichetto. Grazie di essere stati con noi e con il Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, arrivederci.